Joe Formaggio, l'uomo con un'arma in mano. Lui è lui, non c'è dubbio che è lui, ma lo showman della politica veneta non è la prima volta che fa discutere. Provocatorio, a volte irriverente, ma sempre diretto. E in questo caso non fa eccezione. Lo scatto arriva dalla Fiera della Caccia di Verona, ma da che parte stia Joe Formaggio non è una novità. Ho contribuito a creare il poligono più grande del Veneto, ho contribuito a creare altre manifestazioni e insomma si sa da che parte sta Gio Formaggio. Joe Formaggio dice la sua e lo fa anche in diretta col direttore Luigi Bacialli, dove fa notare che non era in fiera a Verona in rappresentanza della regione in veste ufficiale e che nella foto viene ritratto con un amico. La persona che è vicino a me è Luca Munaretto, che è il proprietario del poligono di Albettone, che è anche sviluppatore di armi in beretta. In effetti nella foto c'è il proprietario del poligono più grande del Veneto, quello di Albettone, il paese di Joe Formaggio, il consigliere regionale che ha sempre partecipato alla Fiera della Caccia e che è sempre stato vicino al mondo delle armi. Il mio lavoro fuori dalla politica, vendo acciaio per la costruzione delle armi. Quindi ho fatto il militare e sa che incarico avevo. Ero aiuto artificiere con le bombe e armiere. Quindi le armi ce le ho, quindi le possiedo, so come usarle, massima attenzione, ma e dopo mi hanno dipinto come il mostro di Milwaukee. No, non è così, perché io non voglio che l'Italia diventi come gli Stati Uniti, dove un bambino può andare e si compra, un ragazzo va là e si compra una pistola o fa qualcos'altro. È giusta la legge che c'è in Italia, che chiunque ha problemi con la giustizia, ha problemi di mente, ha problemi di qualsiasi tipo, non può possedere un'arma. Un'arma non è per tutti, ma Joe Formaggio non demonizza le armi, anzi sostiene che al contrario vanno conosciute. E la cosa più pericolosa è un'arma in mano a uno che non la conosce. Fatto sta che Joe Formaggio ancora una volta divide e la sua foto scatena una bufera con la sinistra che insorge. Lì che le minoranze si attacchino in una maniera così, allora, uno, non ci sono problemi di legalità. Due, come ho detto agli amici oggi, capisco che avreste preferito il bacio tra Fedez e l'altro cantante, però ero alla fiera delle armi e viva Dio ci sono le armi.